25esima giornata di corse dal Savio. Sabato 31 agosto, la prima corsa riservata agli allievi. Lo schieramento: 1 Cesare dei Veltri, 2 Dagrani Dipa, 3 VTCC SM, 4 Achille Rock, 5 Caravaggio Griff, 6 Brigante Risaia TRGF, 7 America di Risaia, 8 Batman Griff, macchina che stacca con la velocità iniziale di VTCC CSM, ma più veloce di tutti è Brigante Risaia che va a condurre, mentre all'esterno rimane Caravaggio Griffi. Terza posizione dovrebbe essere Cesare dei Veltri. Sulla curva Brigante Risaia che ha colto partenza volante e ora percorre i primi 200 in 14,5. All'esterno ora si propone Caravaggio Griff che va a chiedere strada in 400 metri, si avvantaggia, non passa però, che l'avversario rientra bene a Caravaggio, e così Brigante in testa, Caravaggio all'esterno, alla corda rimane VTCC SM davanti a Cesare dei Veltri, 600 che se ne vanno in 44,4, c'è stato un 14,8 in curva, con Caravaggio Griff che insiste all'altezza degli 800 metri, è seguito nell'azione da Cesare dei Veltri, quindi da Grani Dipa, cavalli che hanno completato 800 metri in 58,7. Poi c'è l'errore, forse un piccolo agganciamento. Numero 5, Caravaggio Griff, squalificato. Anche Brigante, mentre si avvantaggia Cesare dei Veltri che è inseguito da America di Risaia, poi cerca di farsi luce anche da Grani Dipa. Siamo all'attacco della curva conclusiva con Cesare dei Veltri in vantaggio, poi America di Risaia. Metà dell'ultima curva superata con Cesare dei Veltri in vantaggio, entra con un paio di lunghezze di margine su America di Risaia che si lancia all'interno. America di Risaia nel finale coglie in crisi Cesare dei Veltri e passa per vincere sullo stesso, mentre al terzo posto finisce Batman Griff che piega da Grani Dipa e VTCC CSM. 1,14,9 il ragguaglio conclusivo con 33 a chiudere. La vittoria per America di Risaia, Salvatore Ciotola in sediolo che coglie alcuni buoni varchi dopo l'errore di Caravaggio Griff e l'impasse anche di Brigante Risaia. Alla fine segue Cesare dei Veltri per piegarlo all'interno e batterlo di un cavallo. Terzo posto a distanza per Batman Griff. La vittoria quindi per America di Risaia, Salvatore Ciotola in sediolo. Mentre la regia ci fa rivedere le immagini dell'arrivo. Con il numero 7 America di Risaia che emerge chiaramente sul traguardo con Salvatore Ciotola, Antonio Finetti al training e Emanuela Monelli come proprietaria.